Andando dritti, proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare al Monte Alz. Al Zut. Alz. Al Zut. Una birra? Sì. Cosa vuoi da me? La birra. Dopo te la pago. Grande soddisfazione. No. Guarda. C'è poco da fare. Non puoi competere col maestro. Era quello dopo il monte, porcaccia Che zozza. buona la birra dopo. Ci credo. È che l'avevo letto anche. Cioè, È andato oltre. sbaglio anche leggendo. Buongiorno squadra, ed è proprio così che inizia il video di questo percorso. Lasciamo la macchina 100 metri prima della trattoria al pescatore ed imbocchiamo il sentiero che costeggia il Rio Faet. Dove vai? Spiega. Stiamo partendo via. Allora, arrivati a questo bivio, superato il paesino, se la volete fare più corta, proseguite dritti. Altrimenti noi giriamo a sinistra per allungare il percorso con la speranza di arrivare al Monte Alz. Ma questo lo vedremo lungo il percorso. Prendendo il percorso a sinistra poi ci si ricongiunge comunque. A questo qui, Benissimo, che torna al ristorante al pescatore. perfetto. Via avanti. Se la portata del Rio Faet lo consente, l'escursione può essere arricchita dalla visita alla forra di Giannevate. Spostiamo la macchina di poche centinaia di metri e la lasciamo nel comodo parcheggio. Da lì saltiamo le rocce prestando molta attenzione e raggiungiamo la parete attrezzata a palestra di roccia. L'ingresso della forra si trova a pochi metri a sinistra. Superati i massi, entriamo in un luogo magico e suggestivo. Volta cambiamo, Sì. invece di metterlo in una vetta lo mettiamo all'interno di una forra, Invece di metterlo in una vetta lo mettiamo in un buco. una forra di Giannevate. Sassolino del sorriso, insomma, dopo chi lo trova speriamo che lo porti o in un'altra forra o in un'altra vetta, che scelga lui. Bene squadra, con questo il video termina, adesso noi vi lasciamo ai dati tecnici e alla cartina tabacco. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima, grazie a tutti.